Welcome to the weekly recap of English language news from Italy and Friuli Venezia Giulia. How has EU recovery funding reshaped Friuli Venezia Giulia? Regional officials reveal the latest PNRR results. Friuli Venezia Giulia has met 97% of its national recovery plan targets among Italy's top-performing regions, with 3.4 billion euros in funding largely deployed. The highlights are bike path in a very important part of the region between Lignano Sabbiadoro, Grado and Trieste, but not only. We have the train and the bus for the public transportation, and also we had important way to create new places for the school in all parts of the region, but also many apartments for the public residences in the city of Udine, Trieste, Gorizia and Pordenone. Importantissimi risultati, abbiamo raggiunto il 97% dei target, questo è un dato strabiliante tenuto conto dell'entità dei finanziamenti, della complessità del piano nazionale e del piano complementare. Siamo infatti tra le regioni italiane una delle 3 migliori e questo ci gratifica e ci fa ragionare già sui prossimi obiettivi, che sono la gestione di questi investimenti e la misurazione anche in termini di crescita sul territorio. La cultura è uno degli obiettivi strategici di questa amministrazione regionale. Noi siamo lieti che anche il PNR abbia previsto dei finanziamenti. 60 milioni circa sono stati destinati dal PNR alla nostra regione, a cui l'amministrazione regionale ha aggiunto ulteriori 15,6 milioni. Friuli Venezia Giulia earns positive audit as officials highlight record investment and economic growth. The Corte dei Conti has confirmed Friuli Venezia Giulia's financial solidity as regional revenue climbs and investment spending hits an all-time high. Vediamo comunque crescere le entrate per il Friuli Venezia Giulia, quindi un'economia sana, forte, cresciuta in modo esponenziale le entrate della regione in questi anni, ed è dovuta a una crescita della regione, perché poi sento l'opposizione che dice c'è stata l'inflazione, c'è stato questo, c'è stato quell'altro, e per lo Stato non c'è stata. Qualcuno ha aumentato il proprio bilancio da 4 miliardi e 100 a 6 miliardi e 6 in 7 anni? Se il governo mi dimostrano che lo Stato italiano è aumentato del più del 50% il proprio bilancio, io dirò che allora è data dall'inflazione. Invece la regione è cresciuta in modo importante, è un sistema che è in grado di andare avanti e lavorare. I numeri sul turismo: noi abbiamo un aumento di entrate dirette ovviamente per le risorse che vengono riversate sul territorio rispetto al 2019 di 300 milioni di euro all'anno, in più. E se consideriamo anche l'indotto, andiamo con un moltiplicatore prudenziale dall'1,6 al 2, da 480 milioni a 600 milioni di euro in più all'anno. E c'è qualcuno che si lamenta della promozione che fa la regione. Noi in pratica quella promozione la moltiplichiamo per 20 e la ridiamo al territorio. Trieste celebrates the next generation of global researchers as doctoral graduates from 14 different countries mark their achievement in the heart of the city. The University of Trieste celebrated graduation day in Piazza Verdi, honoring its newest graduates and highlighting the importance of innovation, education and creating opportunities for young talent in the region. The University of Trieste is really investing in innovation. Our strategic plan for the next 6 years is concentrated on the development of the territory, the development of innovation, that means research, that means collaborations with companies and institutions. So for us, the PhD today and this big celebration that we have in the territory is the symbol of what we want for the future, an integration that has to be strongest and for our students that are the future generation of our society. Noi oggi sicuramente la grande sfida che abbiamo di fronte rispetto anche alle nuove tecnologie che abbiamo a disposizione però è il capitale umano, sul quale dobbiamo investire, e sicuramente chi sceglie il Friuli Venezia Giulia, Trieste, Udine, la Sissa per svolgere l'università abbiamo un vantaggio competitivo anche per attirare
persone non soltanto che vivono nella nostra regione, ma che vengono anche da altre realtà e magari, finiti gli studi, decidono di rimanere qui. Many travelers choose Friuli Venezia Giulia this weekend. Many travelers chose Friuli Venezia Giulia this summer. And why did you choose Friuli Venezia Giulia as your destination? We're from London and we decided to come to Trieste because we are going on holiday to Slovenia, but it was actually cheaper to fly to Trieste than to fly to Ljubljana, and we also read about there being really nice food in Trieste, so we thought we'd come here for a couple of days before we go on the rest of our holiday to Slovenia. We are visiting the city for the first time. We have never been here. We are from Monza, nearby Milano. We're from Belgium. We decided to do a tour through Slovenia, and Trieste is near Slovenia, so we want to visit Trieste as well. We are here on a stopover to Croatia, and we are coming from Berlin. Well, I am from Czech Republic, and I choose the Trieste destination because we are on the business trip in the Slovenia. So it's like 1 hour or 1 hour and a half to come here. So this is the reason why, because we want to see piece of Italy and it's closer to our destination. We're from Austria, or I'm from Austria, and we chose Trieste because Trieste is very special for us because it has elements of Italian but also Slovakian and Austrian. The Piazza Unita is like you're in Vienna, and it's for us a really amazing place. It's a really cool mix, and you have an ocean, you have the mountains, so it's perfect for an Austrian. Well, I'm from Italy. I'm from a small town not far from Trieste, and I love the city. I'm here visiting a friend currently, so I can't really complain. Weather is super. Yes, I used to live and work here, and that was about 12 years ago. It was a very different city back then. Well, I feel like the energy changed, the economy has changed, and generally the people have changed. It's kind of gone from like a laid-back island environment that was more interested in business and what was going on at the port to kind of this high-paced, vibrant sort of community. It's very interesting. Thank you for watching In Trieste Web TV. We speak your language